Al via la settima corsa dall'Arcoveggio, un doppio chilometro per cavalli di 3 anni. Ritirato il numero 12 Gilla, sto schieramento, Guapo MD, Goldwing Femar, Glory Video, Guantanamo Trio, Gufo RL, Gardel Q Griff in prima fila, Golden Rose SP, Give Love and Hope, Green Economy Par, Glow Giugia, Cav, Gilda Horse, Galadriel OP e Gilera in terza invece. Macchina che lascia andare i concorrenti, partiti. Si avvantaggia subito Gufo RL, che però si getta numero di galoppo. 2 Goldwing Femar squalificato, numero 4 Guantanamo Trio squalificato, numero 5 Gufo RL squalificato. Serie di rotture incredibile e così. Il numero 11 di Gilda Horse ne approfitta per portarsi a condurre davanti a Guapo MD, davanti alle tribune, dopo prima parte di gara davvero caotica, guida Gilda Horse, Guapo MD in seconda posizione, poi Glory Video, in quarta c'è Golden Rose che numero 10 Glow Giugia Cav squalificato. Glow Giugia che sbaglia. E così se ne vanno in 47,5 i primi 600 metri di gara e un gruppo abbastanza ora sgranato, sempre condotto da Gilda Horse che guida i primi 800 metri in 1 e 3. All'esterno cerca di farsi luce intanto Golden Rose che continua nella sua risalita. E arriva nei pressi del battistrada quando siamo all'altezza del chilometro iniziale in 1:19 e 1. I due si staccano davanti a Guapo MD mentre cerca di avanzare anche Gardel Q Griff. Poi c'è Green Economy Par che viene via in terza ruota ma è ancora distante dai primi. E Golden Rose prova nuovamente su Gilda Horse. Più indietro Guapo MD, siamo a 550 dalla conclusione con Gilda e Golden Rose alle prese. Guapo in terza posizione ma a distanza, cerca però di recuperare quando siamo a 400 dalla conclusione. Ancora Gilda Horse che si mantiene in vantaggio nei confronti di Golden Rose. All'esterno Guapo MD che scatta in terza ruota. Cavalli a metà della curva finale con in vantaggio Gilda, all'esterno Golden Rose, poi Guapo MD cerca di aggiungersi anche Given Love. Siamo agli ultimi 100 di gara con a centropista lo speed vincente che è quello del numero 8 Given Love and Hope, che viene a battere Guapo MD, mentre per il terzo c'è da rivedere sicuramente l'arrivo. Andiamo a rivedere il finale con il numero 8 di Given Love and Hope che passa nettamente nelle battute conclusive nei confronti di Guapo MD, mentre per il terzo sul traguardo è ancora il numero 11 Gilda Horse che si salva da Golden Rose SP. Io ho 31 e mezzo, ma è sbagliato il riferimento sicuramente, sono andati un pochino più piano. La vittoria dunque per Roberto Vecchione, assegno per conto di Holger Ehlert e della scuderia Furia Sass.